Hildegarda e Marietto Veneziano. Seleziona il tuo destino. Unisciti a noi. Unisciti al nostro canale Telegram. Buonasera cari amici o buongiorno, dipendenza se mi state guardando di sera o di mattina o di pomeriggio. Il vostro Marietto, eccolo qua. Oggi con Hildegarda parlavamo di un nostro cliente che purtroppo è stato un po', diciamo, non truffato, perché Marietto queste cose non le dice, ma diciamo è stato leggermente, gli hanno leggermente dirottato i propri investimenti in criptovalute e purtroppo sicuramente criptovalute sono si possono definire una moneta diciamo importante, però la società che gestiva questa cosa qua è stata un po' devoluccia, in altre parole ha perso tutto, no? E ci ha contattato e noi abbiamo spiegato invece che poteva usare quei soldi in un altro modo. Sicuramente non gli promettevano l'oro, no, gratis, ma sicuramente avrebbe avuto un risultato più interessante. Quindi abbiamo pensato di fare questa pillola, no, in cui si può unire sia la radionica, in teoria anche la magia, per avere un aiuto più importante, ma bisogna poi, al di là di tutto, volere o avere un leggero piccolo capitale e sicuramente non cercare di farsi un po' abbindolare da questi suonatori di pifferi e via dicendo, no? Anche perché, vedete, sta arrivando un periodo tosto in cui praticamente c'è un po' la depopolazione, c'è il fatto che sta arrivando questa IA e quindi nei prossimi 5 anni, 6, 7 massimo, incominceranno molte ditte a tagliare posti di lavoro, poi entreranno anche i robot e quindi sicuramente ci saranno dei cambiamenti sociali importanti che non sappiamo ancora quantificare. E poi non parliamo delle varie guerre che purtroppo faranno lievitare in questo periodo i prezzi delle materie prime, di conseguenza a cascata anche purtroppo chi non sta partecipando a questa guerra avrà delle conseguenze importanti e noi come popolo italiano, visto che viviamo in un periodo storico diciamo benedetto in confronti a tanti altri stati, sicuramente sentiremo qualche pressione nel borsellino. E allora l'arcano qual è? No? È che negli ultimi anni sono usciti dei prodotti finanziari interessanti e che anche persone con un minimo di conoscenza, no? Possono utilizzare. In teoria basterebbe avere queste cartine, queste, ma anche si possono anche definire, io adesso non dico i nomi di questi prodotti, ma queste cartine che si prendono online e avere un piccolo risparmio, dei piccoli euro, no? Per iniziare a muoversi in quella direzione e capire come funziona il meccanismo. Ma il meccanismo è molto semplice, hanno creato dei piccoli modo di dire euforico, hanno creato dei piccoli sistemi, no? In cui praticamente le persone non comprano un'azione, non vanno in banca, no? È lì il vantaggio, si può fare tranquillamente tramite queste applicazioni online e cosa succede? Succede che la persona può tranquillamente, stando seduto a casa, non comprare criptovalute, ma da solo in modo autonomo, se ha 100-200 euro, investirli in questi fondi, no? Che in questi panieri che si chiamano Exchange Trader Fund, non so se dico bene la parola, ma il vantaggio qual è? Che non compri un'azione, compri delle piccole fette di tante azioni e più la società chiaramente è grande, è potente, no? E più viene scelta bene o tramite la radionica o tramite dei sistemi insomma che ti possono dare una garanzia che sei sulla strada giusta e che non sei stato imbrogliato come il nostro committente
oggi, che non vedrà più un euro di quello che aveva investito. Invece in questo caso qua la situazione è non sicurissima, perché non esiste niente in questo mondo di sicuro, ma sicuramente più interessante. Ci sono questo gruppi, no, di, diciamo, di pacchetti azionari che lavorano in tutto il mondo e danno sicuramente una certa sicurezza. È come, non dico garantito, ma danno dei begli interessi. Ma perché faccio questo video? Proprio perché questo nostro committente ci contatta e lui era stato sonoramente imbrogliato e gli avevano promesso mare e monti. Invece non è così. Ci sono delle situazioni in cui si possono investire i soldi tranquillamente anche a casa senza dover passare alla gabella di costi bancari che sono importanti. La cosa funziona, è sicura, perché in fondo sono queste società che tra l'altro sono tra le più grosse del mondo a gestire questi fondi, questi pacchetti, questi panieri di azioni, e quindi si va sul sicuro. Dico questo perché questo nostro committente oggi purtroppo è il bello che poi correndo dietro questo pifferaio magico ha chiamato tutti i parenti per fare questa cordata e purtroppo oggi anche con indagini radionica, radiostesica e con tutti i crismi il verdetto è stato infausto. Quindi siamo scesi in campo, il Marietto, appunto per dire state attenti a questi suonatori di pifferi, no? E se proprio volete o avete questa possibilità, ci sono questi exchange trade fund, adesso io non so bene la parola, però so il succo, e che teoricamente, mediamente, all'anno come minimo danno un 7% di interessi. Poi è chiaro che, adesso io non voglio vendere niente a nessuno, però è chiaro che i risultati ci sono con l'inflazione che c'è, con la depopolazione, arriva questa crisi, quindi se uno vuole mettere un po' a riparo le proprie finanze, poi il vantaggio è anche che se uno vuole ritirare i soldi da questi panieri, no, di azioni, può farlo chiaramente se ha le applicazioni in qualsiasi momento. Chiaro, io adesso sto facendo una cosa, dicendo una cosa in grande linee, poi ogni applicazione, ogni società su cui uno si appoggia ha le sue peculiarità in confronto agli altri. Bene, ma per iniziare anche a fare una scelta, per essere protetti, no? È chiaro che più uno è protetto a livello eterico, più chiaramente è libero anche a livello energetico di fare la scelta giusta. Io vi propongo dei circuiti che servono proprio per che quel signore, quel committente, insomma, ci ha chiamato, disperato, non aveva sicuramente attivato. Uno di questi è proprio quello per il lavoro. Uno è questo che c'è l'ape. Io ho già fatto una bella pillola su questo. Questo sarebbe interessante che voi andate a vedere questa pillola che ho già fatto, che serve proprio per cercare lavoro, attirare lavoro. Però attenzione, anche il fatto di investire non è una passeggiata. È chiaro che se poi siete indirizzati nella direzione giusta e prendete il pacchetto, il paniere azionario migliore, chiaramente anche quello può rendere come un lavoro. Ecco, quindi già questo circuito aiuta in quella direzione. Uno è questo. Poi, prima di iniziare questo percorso, il vostro marietto vi consiglia di attivare subito in casa, per togliere tutte le energie nefaste di questo periodo storico che stiamo vivendo, questo. Sono tutti i circuiti che potete trovare nei nostri gruppi di Hildegard Marietto Veneziano sui social gratuiti, oppure anche vedete qui sotto che c'è Hildegard, hilde-garda.com, anche nel sito di Hildegard. Ed è gratuito, c'è un PDF proprio, si cerca, e ci sono 35 circuiti bellissimi, tra cui anche questo qua. E poi un altro circuito molto importante, ecco, è quello di togliersi gli autosabotaggi, allontanare, come si dice,
queste pressioni che si hanno inconsciamente, no? Se non volete fare un percorso di ipnosi per modellare il subconscio dalla nostra gara, potete mm, teoricamente e momentaneamente anche utilizzare all'inizio questo circuito. Se volete capire come si usa, andate a cercarlo nelle pillole di Hildegard Marietto Veneziano sul tubo. Hildegard ha fatto più di 1500 pillole, il Marietto 2005, però sono gratuite e voi seguite queste istruzioni. Chiaramente nei prossimi giorni faremo altre pillole di approfondimento su questi investimenti, su questa possibilità di pianificare a lungo termine per proteggersi da questi scossoni che stanno arrivando, anche perché queste società grossissime a livello mondiale investono in tutto il mondo, quindi se va male a destra va bene a sinistra e viceversa. Adesso io qui ho fatto un'infarinatura proprio per spiegare a certe persone che in questo momento sono entrati in un tunnel di acquisti di criptovalute, ma non che le criptovalute non funzionano, è purtroppo chi cerca di piazzarvi certi contratti un po' truffaldi, ma il Marietto queste cose non dice. Bene, grazie. Cari amici, vi ricordo sempre, se mi avete trovato sul tubo, che c'è anche quello di Hildegard, i vari video di istruzione e quant'altro, e poi abbiamo il sito che vedete qui sotto sul video di Hildegard, di hilde-garda.com, dove potete trovare anche gli ebook scritti da Hildegard e con il mio aiuto di Marietto Veneziano. Sono 38, per gli acquisti potete trovarli su Google Books o sui maggiori bookstore. Bene, cari amici, non mi rimane che ringraziarvi e alla prossima, ciao!